Squadre pronte ad entrare in campo, inizia il 2026 della Serie B con il Team Giorgione che apre il girone di ritorno in casa alla Belbotea Arena contro Ligas Cevedale. Biancorossi di mister Alemao che vogliono dare continuità alla striscia positiva e confermare il secondo posto del girone di andata, un girone di andata terminato con il successo nel derby con il Futsal Giorgione. Tilal Ayub, capitano del Giorgione, e Nils Turolo, il capitano dell'X Futsal, a decidere chi andrà a battere il primo calcio d'avvio di una gara che sarà diretta dai fischietti romani: Alessandro Crolla di Roma 1, Daniele Costa di Roma 2, il crono invece il vicentino Ignazio Crescenti. Il nostro Stefano Testoni con le immagini, la regia di Futsal Veneto di TV con Andrea Di Giambattista pronto a raccontarvi con le immagini questa sfida valida per la prima di ritorno. Andiamo a leggere le formazioni con il Ligas Futsal di mister Alessandro Barile che schiera con il numero 4 Turolo, 8 Fabro, 9 Focosi, 10 Costantini, 12 Alemao, 14 Gasic, 15 Facchin, 20 Germana, 22 Citaui, 23 Patti, 77 Striglio e quello 84 Halil. Il mister invece biancorosso Alemao deve fare i conti con l'assenza di Andrea Bastini, problema muscolare per lui. Schiera con il numero 1 Bianchi, con il 2 Stefani, con il 3 Muffadalla, con il 5 Perozzo, 6 De Chiara, con il 7 l'uno degli ultimi arrivati Roberto Rosca, con il numero 8 Bon, con il 10 capitano Ayut Tilal, 11 De Generi, 12 Cecchin, 19 Leo Senna e con il 20 un altro volto nuovo del Team Giorgione, Alberto Celona. Leo Senna, Muffadal, Tilal Ayub e Stefani nel quartetto di movimento con il giovane classe 2006, protagonista di questa prima parte di stagione con l'Under 19 Alessandro Bianchi a difendere i pali. Dalla parte opposta c'è Andrea Patti tra i pali, poi ci sono Citaui, Alemao, con la maglia numero 8 Mattia Fabro e il capitano Turolo nel quintetto che inizierà questa sfida. Una sfida che mette in palio 3 punti importanti con Team Giorgione che vuole portare a 28 il suo bottino, 25 i punti fin qui conquistati dalla formazione di mister Alemao, frutto di 8 vittorie, un pareggio e 2 sconfitte pesanti, entrambe purtroppo arrivate qui nel campo amico della Belbotea Arena. Prima palla non gestita al meglio dal Team Giorgione con Tilal Ayub costretto a mettere fuori in fallo laterale, un laterale pronto a batterlo l'ha fatto Turolo, il capitano, dietro per Alemao, altro giocatore arrivato, attenzione Turolo va via, scarico dalla parte opposta, sbatte sul corpo di Stefani, il tentativo di tiro di Citaui che rivediamo subito con il replay di Andrea Di Giambattista. Alemao arrivato nel mercato di riparazione invernale alla corte dell'X Futsal di mister Barile che ha subito trovato anche il gol, quindi dato il tiro da fuori ancora sul corpo di Stefani che fa buona guardia alla propria porta. Focosi, giocatore che lo scorso anno aveva iniziato il campionato tra le file del Macan Prata per poi approdare nella massima serie a Napoli, oggi si gioca nel girone B cadetto, punto di forza importante per la formazione friulana. Gabriel L. Focosi in gol 13 volte, miglior marcatore della sfida odierna. Ricordiamo appunto che il Cevedale, Ligas Futsal, arriva qui invece con fin qui totalizzati 13 punti, 4 vittorie, un pareggio e 6 sconfitte. Vedremo se saprà migliorare la sua classifica. La ripartenza, ferma tutto quanto, Tilal Ayub ma con la spalla non riesce ad addomesticare bene il pallone, lo recupera subito Ligas Futsal, bravo Leo Senna a recuperare la sfera con l'attacco, lo scambio cercato per il suo capitano, poi Stefani fa sfilare tra le mani di Alessandro Bianchi che comodo rinvia per Stefani, giro palla a destra ora verso il capitano Ayub che cerca di orizzontale verso Senna, palla lunga, l'imbucata per Naim Muffadal,
che viene invitato ad avanzare da Leo Senna a prendere spazio, campo e coraggio. Rimessa laterale sull'ultimo tocco di Chitawi. Ayoub, palla per Stefani il sinistro che esce di poco a lato. Intanto dalla diretta andiamo a salutare il mister Francesco Dolfo insieme con Emiliano e il buon Federico Scambi, autore di un super terzo tempo martedì sera dopo la finale di Coppa. Per fortuna i terzi tempi si fanno soltanto una volta all'anno. Bacioni ai nostri amici che si stanno seguendo. Finale Ayoub, Mufadal, il tiro e la parata di Andrea Patti che chiude lo specchio di porta. Abbiamo subito rivisto il replay, occasione d'oro quando sono passati 1 minuto e 58 secondi e va bene così. Avrebbe cantato il buon Vasco Rossi, l'incitamento del tifo biancorosso. Scusato il pallone per Stefani, capisce tutto quanto Turolo, il capitano, è in possesso ancora per il team di mister Alemao. Assonanza di nome ovviamente al giocatore in campo, il numero 12 Alemao. Non può toccare il pallone, l'errore qui di Turolo che chiede scusa, punizione di seconda. Alemao, giocatore di assoluto livello, ha giocato per tantissimi anni in Spagna e con la maglia della nazionale spagnola ha vinto anche un campionato europeo conquistando dei podi mondiali. Ha giocato. Punizione dal limite, ci sono Tilal Ayoub e Leo Senna sul punto di battuta, rispettivamente capitano e vice capitano del team Giorgione, praticamente tutta quasi sulla riga di porta la difesa del Liga. Sfrutta il tocco per la traversa sul tocco al bacio di Leo Senna, la rivediamo subito, occasione d'oro, gran giocata, non poteva scaricare di potenza per evitare la barriera, il tocco morbido di Leo Senna che cerca ancora di inventare, si prende comunque un corner sulla deviazione di Nisturolo. Buono l'avvio del team Giorgione che sta dimostrando compattezza e anche un maggior piglio in questi primi minuti di 2026. Qui è stato strozzato il tiro di Mufadal da Turolo, il lancia lungo Patti, bravo Stefani ad intervenire a far riscattare dalla parte opposta Senna che scarica un mancino potente, mentre Andrea Patti è pronto a fare il gioco per Chitawi. Turolo, pressione altissima del Giorgione, qui bene ancora a riconquistare il pallone, poi Stefani con la spalla dietro per Bianchi che gioca subito per il numero 2 biancorosso avanti verso Leo Senna, l'imbucata buona per Mufadal, recupera però il pallone con il numero 8 Fabro va sul fondo, in mezzo, bravo Bianchi a prendersi il pallone, il contropiede che non va a buon fine. Non aveva visto subito il passaggio, rivediamo qui prima l'intervento di Bianchi con la gamba alta di Amor Chitawi. Bravo il giovane classe 2006, portiere, a non farsi prendere dal panico e dalla paura. Intanto Turolo, ora ancora dietro per Alemao, cerca di girare la palla, la formazione dell'Eagles Futsal per cercare un varco tra le maglie della difesa biancorossa. Bravo Stefani a recuperare il pallone, poi Chitawi mette una pezza. Intanto arriva l'esordio di Alberto Celona, maglia numero 20, arrivato qualche giorno fa dallo Jesolo con cui ha vinto la Supercoppa, tra l'altro l'ultimo trofeo vinto lo scorso anno in Serie C, lo Jesolo che sarà avversario il 7 di febbraio proprio qui alla Belbotea Arena, con il Giorgione che cercherà di bissare la vittoria della gara di andata. Parlando invece di gara di andata, il Giorgione con Guidolin, autore di 4 reti, Guidolin che ora invece veste la maglia del Montegrappa in Serie 2 Elite, uno dei volti che hanno salutato il Giorgione in questo frangente di mercato invernale, un Giorgione che ha già mostrato sul parquet qualche settimana fa, prima della fine del 2005, Filippo Bon che oggi veste la maglia numero 8, vedremo se ci sarà anche esordio per Roberto Rosca. Intanto gira palla
Celona, spalle alla porta, dietro per Leo Senna, movimento a sinistra da Stefani che ora si converge per tirare Ayoub. Leo Senna per Stefani, rischia il Giorgione, bravo Stefani a sparare il pallone addosso al giocatore avversario, il numero 9 Focosi, entrato da qualche istante. Il punteggio, tirare Ayoub, lo scatto a tagliare il campo, l'apertura per Stefani sul secondo palo dove Celona si era fatto trovare libero ma non riesce ad indirizzare il pallone alle spalle di Patti. Altra ghiotta occasione, questa volta capitata sul piede dell'ultimo arrivato Alberto Celona. Brividi per Patti che cerca di rinviare, c'è il tocco di Celona, la rimessa laterale per la formazione civile della Ligas Futsal in completo bianco. Focosi, il pallone però esce dal rettangolo di gioco, dunque sarà Giorgione che potrà ripartire la rimessa laterale per il suo capitano, tirare Ayoub che cambia subito il lato per servire Senna. Si centra Senna, scarica dietro verso Stefani, lo scambio sa di casa di mister Alemao, mentre il giocatore Alemao si stava lamentando con il signor Costa di Roma 2 per una trattenuta non ravvisata. Non hanno ancora fischiato un fallo i due direttori di gara, entrambi delle sezioni romane, Roma 1 e Roma 2, mentre Stefani per Senna, ancora Stefani, il tiro destro respinto da Focosi in uscita dalla linea difensiva. Resta comunque in zona d'attacco il team Giorgione. Ayoub ancora per Stefani, questa volta però il destro non è dei più precisi, un destro strozzato che si perde nella parte opposta del campo in fallo laterale. Lungo il pallone verso Focosi, Ayoub alleggerisce dietro per Bianchi, intanto è entrato anche il numero 77 Lorenzo Striglio per Ligas Futsal. Proprio Striglio va a chiudere la traiettoria del pallone a tirare Ayoub, poi il pallone sfila fuori in calcio d'angolo. L'ultimo a toccare è stato il 77 in maglia bianca, anzi è un fallo laterale e corner. Viene però poi ravvisato appunto che è corner, il direttore di gara ha fermato, tirare Ayoub. Celona per Ayoub, non è preciso il passaggio dietro per Senna. Bianchi rinvia però direttamente alle spalle di Patti che potrà ripartire giocando a destra per Turolo salta un avversario, viene però strattonato senza fallo, tirare Ayoub, il capitano, bravo Turolo a fermarlo, il pallone però è uscito completamente oltre la linea nera, si erano persi nel frattempo Focosi che era avanzato. Qui intanto ecco Filippo Bon che fa il suo esordio quest'oggi qui a Belbotte Arena, cercava Celona, Bon contro break con Focosi, bravo Stefani a recuperare, a metterci la punta del piede per consegnare soltanto un fallo laterale alla squadra ospite, già battuto Alemao, metronomo da dietro, giro palla verso Germana che lui non ha ancora fischiato nessun fallo quando sono passati 5 minuti e 45, sempre 0-0 il punteggio, doppia grande occasione per la squadra di mister Alemao che prova ancora ad attaccare. Senna recupera il pallone dalla parte opposta, l'apertura per Bon sul secondo palo, cercava Celona che ringrazia il compagno, è bravo però Alemao, il numero 12 del Ligas Futsal, a metterci un piede e ad evitare il colpo gobbo della squadra avversaria che continuano a pressare. Senna, il tiro strozzato, ancora Senna, ancora fermato due volte da Federico Germana. 3 gol per lui in questo campionato, per una squadra che ha il 7° attacco del girone con 41 gol fatti. Il miglior attacco del girone dopo il girone di andata è proprio quello del team Giorgione, invece che all'attivo ha ben 56 gol. Proposta per Focosi va sul fondo ma arriva sempre puntuale in fase difensiva Nicolas Stefani che oltre ad essere maestro di spinature, parlando di birra, è anche un portento quando si tratta di difendere la propria porta. Palla qui, bravo Celona a chiudere la diagonale sulla corner, Celona va via con un gioco, viene ancora in possesso Celona, poi perde il pallone, allora il break per la squadra del Ligas Futsal, l'apertura per Focosi, ancora
Stefani che si immola, termina anche dentro la rete, ora esce a rifiatare, entra De Chiara, si prende il 5 da quello che possiamo definire anche il primo grande vero pericolo della formazione di mister Alessandro Barile, che resta lì con un tiro fuori di poco, non c'è deviazione, rivediamolo sugli sviluppi di una messa laterale, tiro veloce, che Bianchi controlla con la coda dell'occhio mentre esce alle sue spalle, Senna scodella per Bon, pressato Bon, bravo qui ad uscire con il pallone tra il piede, lo scambio per De Chiara, Leo Senna segna a rischio, Bianchi si prende il pallone, lo aveva toccato a Striglio, quindi poteva riprendere l'azione, palla già giocata per De Chiara, nella parte opposta c'è la deviazione in fallo laterale di Striglio, intanto esce Alemao, Marco Gasic entra al suo posto per prendere le redini della difesa del cambia lato verso De Chiara, un rotto vista da Striglio, De Chiara va a puntare, si accentra, viene però fermato dall'uscita tempestiva di Germana, poi il bel tocco per Bon che va via, Bon viene fermato con il fallo, il primo fallo per dare ordine a questa punizione contro, intanto fuori Filippo Bon, pronto subito a rientrare, c'è Stefani per questa punizione. Posizione defilata per questo primo fischio falloso, pronto sul punto di battuta Leo Senna, dietro per Stefani, con la suola, poi scarica un tiro potente, c'è però la deviazione puntuale di Focosi, Alemao intanto torna in panca, rientra nel quartetto di movimento Lorenzo Germana, anzi Federico Germana. Senna a liberare per Nemo Fadal, campo Filippo Bon, infatti proprio Bon che tocca il pallone come può per De Chiara, la giocata dietro per Bianchi, ancora verso De Chiara, Bon si libera, De Chiara però va avanti per Naim Mufadal, che come può tiene bene vivo il pallone per i suoi, Senna, Mufadal ancora per Senna che va a caricare il sinistro, rimpallo, contropiede con Focosi, va via Focosi, ottima giocata in mezzo ed è bravissimo Bianchi a dire di no al tiro avvicinato di Striglio, lo andiamo a rivedere, gran parata quella di Alessandro Bianchi, il classe 2006 che evita di capitolare al minuto numero 8 di questo primo tempo ancora ancorato allo 0-0 di partenza, scodellato avanti il pallone per Germana, dietro per Gasic, mette giù il pallone nella propria metà campo, la supera imbucando, avanti viene per Germana, recupera però il team Senna, movimento di Mufadal, Senna ora va da De Chiara sul passaggio di Bon, De Chiara si accentra, lo scarico dentro per Mufadal in modalità pivot, palla per De Chiara, un destro morbido, non semplice, bravo per Gasic a mettere in corner, ancora opportunità offensiva da una palla inattiva per il Giorgione con De Chiara, capisce però tutto quanto Gasic che va a chiudere la diagonale, spinge in fallo laterale, fa arretrare di una decina di metri la squadra di mister Alemao, mentre rientra in campo Capitan Turo al posto di Focosi. Bon, De Chiara, bella l'apertura qui per Mufadal che arriva a calciare in corsa, non è preciso però il destro del numero 3 biancorosso. Allora Igor Futsal che cerca di tornare ad uscire, ad impensierire nella metà campo avversaria, ma c'è la pressione anche di De Chiara che commette fallo proprio davanti agli occhi del signor Costa di Roma 2 che fischia il primo fallo contro il team Giorgione in una partita fin qui correttissima, un fallo per parte, nella speranza che una delle due reti, ovviamente per i tifosi di casa Giorgione, possa essere quella di Patti, possa iniziare a gonfiarsi. Intanto Mufadal, il regalo per Germana, bravo poi Mufadal a riprendersi il pallone, rischia un po', poi è costretto a calciare lontano, non c'è il fallo perché bravo Germana a giocare di fisico. Intanto è entrato anche Matteo Justin De Generi
laterale con l'Eagles Futsal con Turolo che posiziona il pallone sulla riga nera, scarica dietro per Gasic, il rimpallo favorisce Mufadal che calcia di prima intenzione da distanza siderale, rivediamo, palla che però non esce di molto alta sopra la traversa, mentre rientra sul rettangolo della Belbotea Arena Alberto Celona con Patti che rinvia per Turolo, bravo De Chiara a sbreccare, però poi non riesce a tenere vivo il pallone in possesso per i suoi, laterale ospite 10:37 come potete vedere dal tabellone inquadrato dalla regia di Futsal Veneto TV. Manca ancora un'eternità e manca anche, lo ripetiamo, il gol, un gol che è stato sventato in un paio di circostanze da Patti e un paio di volte dall'ottima prova di Alessandro Bianchi, che è la prima da titolare in questo 2026 per l'infortunio occorso a Bastini, problema muscolare che lo terrà fuori probabilmente per un paio di settimane, comunque da valutare. Bianchi intanto non fa sentire il peso dell'assenza del suo compagno di squadra, qui Germana è bravo a superare De Chiara, non perfetto lì in fase difensiva, poi però scarica un destro sugli stendardi biancorossi, poteva probabilmente fare un passo in più anche il 20 dell'Eagles Futsal, qui bravo Celona, il tiro centrale proprio allo scoccare del 10° minuto, ne mancano 9:55, ottima la giocata di Alberto Celona che si gira e poi scarica potente, un tiro però centrale che Andrea Patti fa, su cui Andrea Patti fa buona guardia, De Generi dietro per De Chiara, giro palla verso Bon che cerca il tocco morbido, Celona voleva un fallo, Citaui lungo, troppo profondo il tentativo di servizio di Gasic, allora Bianchi a far ripartire il cronometro, facile lì vicino al limite dell'area per De Chiara, De Generi, Bon, si accentra Celona, Bon, la giocata avanti per De Generi, si gira De Generi, lo scambio con Celona, va via Celona, cerca ancora De Generi in mezzo all'area, recupera però la difesa dell'Eagles Futsal che parte in contropiede con Citaui, la giocata smorzata, Bon, contropiede allora per il Giorgione, un Bon atterrato e c'è ovviamente anche il cartellino per Focosi che si ferma in attesa che il signor Crolla di Roma 1 arrivi per mostrare il cartellino giallo. Un 5 a chiedere scusa all'avversario e una mano per confermare la giusta scelta del direttore di gara. Secondo fallo per l'Eagles Futsal, il primo giallo della partita, con Focosi che ha speso bene il suo cartellino per evitare un contropiede della squadra di casa, laterale nome del numero 12, oggi in forza del team friulano. De Chiara dietro per De Generi che domestica il pallone con la suola, De Generi cerca l'imbucata, non riuscita per Bon, ancora De Generi, fermato, va via De Generi la puntata, tiro fuori di un soffio, quello dell'11 bianco-rosso che sembrava aver perso sul primo rimpallo il pallone, poi con caparbietà se l'ha ripreso e ha scaricato di potenza fuori di un attimo. Pressione del Giorgione alla retroguardia friulana, Eagles Futsal che scarica lontano il pallone e lo riconcede al Giorgione subito in avanti con Celona che poi riparte da dietro da De Chiara, ultimo di movimento a sinistra il servizio per Bon si accentra, Bon prende lo spazio, scarica ancora dietro per De Chiara che va a fraseggiare con De Generi, bravo De Generi a vedere poi De Chiara, ma capisce tutto quanto Andrea Patti che esce dalla propria area di pertinenza, il pallone intanto qui era uscito oltre la linea nera, dunque rimessa laterale come da fischio del direttore di gara che fischia sulla corsia laterale opposta alla tribuna da cui Futsal Veneto TV vi sta trasmettendo questa prima giornata di ritorno, girone B del campionato cadetto. Bon con il Giorgione che ha chiuso in seconda posizione
il girone di andata, strappando il passa per la semifinale del gironcino di Coppa. Attenzione, il tiro strozzato di Focosi arriva tra le mani di Bianchi, che rilancia lungo verso Bon, troppo lungo, capisci tu quanto Patrick fa ripartire Chitawi, subito per Liga del Futsal, il triangolo che non va a buon fine, ma ancora Chitawi che va a bucare sotto le gambe Alessandro Bianchi. Il nono gol stagionale di Amor Chitawi, maglia numero 22. Una doccia fredda per il team Giorgione, mentre entra Roberto Rosca, altra novità della formazione di mister Alemao, un Rosca arrivato dall'esperienza di Rovigo, italo-moldavo, lo scorso anno protagonista alla Don Romeo in C2, una C2 che ha lottato fino all'ultimo con l'Arzignano per il primo posto del girone. Poi intanto conclusione dalla distanza di Senna che termina fuori. Giorgione che non merita di essere sotto, ma bravi qui del Ligas Futsal a sfruttare l'occasione. Non precisissimo di Bianchi, autore fin qui di un'ottima partita, migliori condizioni, si rialza Striglio, si danno l'abbraccio i due. Terzo fallo intanto Eagles Futsal, 6:32, già battuto il fallo. Ancora palla per Leo Senna, Tilal Ayub. Leo Senna fermato dall'uscita tempestiva di Nils Turolo. Sarà il 19 dei Pattavini a rimettere in modalità on il cronometro, lo ha fatto a 7:20 ancora dalla fine del primo tempo. Palla per Stefani, poi Rosca, un passaggio per Focosi, Focosi la traversa, si salva il team Giorgione con il tocco che pareggia quella precedente. Focosi traversa, sembrava destinato al gol, il tocco morbido di pochi secondi per la seconda volta. Deve però fare molta attenzione a concedere questi veloci contropiedi. Gabriel Focosi Heller è un giocatore rapido e dotato anche di un gran tocco, lo ha dimostrato poc'anzi, sfiorando il 2-0 per la squadra di mister Barile. Poi subito per Leo Senna, alza la testa il 19 biancorosso, aspetta il movimento di compagni, imbucato in mezzo per Tilal Ayub. Ancora Leo Senna, scarica per Rosca, Rosca profondo per Stefani che fa velo sul pallone, che però scorre veloce per una rimessa laterale ancora a favore di Andrea Patti. 6:45 da giocare, è passato avanti il Ligas Futsal con il gol di Amor Chitawi. Giorgione ora che deve assolutamente alzare baricentro e ritmo, qui bravo Focosi per Germana, chiude le gambe, questa volta Bianchi, fa subito ripartire Senna che però aspetta il movimento di compagni, scarica dietro per capitano Ayub che va subito a destra a servire Rosca, giro lato verso Leo Senna, la finta verso Stefani, arretra Stefani, palla sul sinistro di Leo Senna, ancora Stefani, Stefani cerca Rosca che prima viene servito all'7 biancorosso. Tilal Ayub dalla propria metà campo, il servizio per Leo Senna che tocca la palla a Rosca, c'è una deviazione, dunque sarà corner in favore del team Giorgione quando mancano 6 minuti e 2 secondi al riposo. 1-0 avanti Liga del Futsal. Stefani, il tiro che cozza su Focosi, bravo a mettersi proprio davanti alla conclusione del 2 Padovano. Ancora Stefani per Tilal Ayub, deve trovare il bandolo della matassa, formazione di Alemao, ci prova con Tilal Ayub, viene però respinto il pallone dalla difesa ospite laterale con Tilal Ayub, mentre il direttore di gara inizia già a contare che si va dietro da Stefani, chiama in causa anche Bianchi. Leo Senna va sulla corrente, sulla fascia Stefani fermato da Germana, l'ultimo a toccare però il 20 dell'Eagles Futsal, dunque rimessa laterale in zona d'attacco per la formazione di casa sotto nel punteggio, come vedete in grafica, non mancano 5 minuti e 35, ottima giocata per Leo Senna, il sinistro che non trova deviazione ma non trova nemmeno lo specchio della porta, era buono lo schema qui, palla fuori di un attimo, non ci ha messo la testa neppure Tilal Ayub
per non rischiare di vederla partire assieme al pallone in porta. Tanto era forte la bordata di Leo Senna, che ha peccato soltanto di precisione. Rosca la giocata con la deviazione laterale per l'Eagles Futsal. L'ultimo a toccare è stato un giocatore del team Giorgione, dunque rimessa con palla inattiva per Alemao della squadra friulana. Alemao va dietro da Patti entro i 4 secondi canonici a disposizione per giocare il pallone, poi Patti scarica un destro che termina a 1 metro alto sopra la traversa di Bianchi, che gioca palla subito verso Rosca, lì vicino a sé Stefani, ancora per Rosca. Leo Senna vuole andare via, ma non si accorge che il campo praticamente al suo fianco era finito. Non una mossa positiva questa di Leo Senna, che ora va ad alzare il suo baricentro, a pressare sull'impostazione Alemao, che scarica verso Turolo, imbucati in mezzo per Germana. Non c'è il tocco, non c'è il tocco di Stefani che si prende il cartellino giallo. Che tra l'altro, se mi fai rivedere un attimo il replay, Andrea, no, giusto per vedere, perché Stefani è andato, ma forse il giocatore dell'Eagles Futsal è stato colpito dal direttore di gara, ovviamente in modo involontario. Cartellino giallo per Stefani, reo di aver spinto Germana, che poi mi sembra sia andato a sbattere sulla mano del direttore di gara, che ha subito alzato la voce qui. Bene Leo Senna non è preciso per Rosca. Leo Senna però invita giustamente il compagno di squadra a velocizzare la corsa e il contropiede per evitare che la difesa avversaria possa rinvenire sul pallone. Una difesa che si riprende un fallo laterale già battuto da Turolo per Alemao, che cerca di andare a profondo. Qui Stefani lotta con Germano, qui bravo Rosca ad alleggerire dietro per Ayub, pronti a rientrare Bon e De Chiara. Stefani, Rosca, giro palla insistito, qui Tilal Ayub, fermato uno strattone senza il fallo. Il contropiede con Germana che serve per Alemao, la finta, ancora la palla per Germana che scarica fuori il pallone. C'erano 2 falli, era uno per parte, così abbiamo fatto 0, perché c'era un fallo in precedenza su Tilal Ayub non ravvisato, uno anche su Alemao ancorato sul piede buono. Il pallone è uscito. Intanto rientra De Chiara al posto di Stefani, che si è preso un cartellino giallo che potrebbe pesare sulla sua prestazione. Deve fare molta attenzione, lui che deve fare buona guardia nelle retrovie. Bon a cercare di puntare Alemao, Bon il sinistro, che però si perde abbondantemente a lato. Subito pronto il replay di Futsal Veneto TV con Andrea Di Giambattista, oggi qui presente. Andrea che va svelato il mistero, ha dormito negli spogliatoi per tutta la settimana. Ieri ha voluto alzarsi e andare ad Arzignano, e oggi è tornato qui nella Belbotea Arena, praticamente un domicilio anche per lui, dopo i fantastici 4 giorni vissuti con l'epilogo delle finali di Coppa maschile e femminile del 6 gennaio. Martedì grande festa. Intanto vediamo che arriva anche la richiesta di time out al prossimo pallone per la squadra ospite, mentre Striglio respinge in corner il mancino di Leo Senna, che poi ha qualcosa da ridire al 77 dell'Eagles Futsal. Bon recupera il pallone dietro gli stendardi, dietro per De Chiara. Lo scambio non preciso per Leo Senna, che viene bruciato da Turolo, bravo Bianchi, e poi De Chiara spara fuori. Stanchezza anche un po' per Leo Senna, ha giocato tanti minuti, non è stato lucido lì nel cercare di servire il compagno, mentre mister Barile va a chiamare il time out tecnico. 1 minuto per mettere ordine alle idee della sua squadra. Lo farà anche
sicuramente mister Alemão per il team Giorgione. Tempo di sospensione che arriva a 3:15 dalla fine, lo vedete là inquadrato, con l'Eagle Futsal in vantaggio 1-0. Amor Cittaui a bersaglio nell'unica occasione in cui il giovane Alessandro Bianchi non è stato preciso come lo era stato fino a quel momento. È rientrato appunto anche l'autore del gol, Amor Cittaui, su questa rimessa laterale. Vedremo lo schema che andrà ad adottare la squadra friulana. Alemão in mezzo, il pallone dove non arriva il capitano Turolo. Sbaglio, oggi sono 80 gradi qua dentro, Andrea. Abbiamo patito il freddo e oggi ci danno il caldo. Titolo, palla per Bianchi, segna. Subito pronti a battere il corner per Turolo. Si ferma Turolo, lo scarico per Alemão che fa girare la palla verso Focosi. Ha colpito una traversa a porta praticamente, non dico vuota ma quasi. Turolo, bene la giocata, il pallone esce, deviazione di Tilal Ayub con Turolo che batte subito. Possesso Igos dalle retrovie con Alemão che alza lo sguardo, scarica a destra per Turolo. La pressione che va a buon fine del Giorgione che si riprende il pallone, intanto rientra Naim Mufadal per Bon, con il Giorgione che riparte dalla rimessa laterale di De Chiara. De Chiara costretto a dare lungo però sulla testa di Alemão per recuperare Leo Senna su Focosi che cambia bene il lato per Cittaui. Cittaui aspetta Turolo, serve il suo capitano, il 22. Turolo si accentra, cerca l'imbucata per Focosi, c'è una deviazione ed è quella di Tilal Ayub che voleva una rimessa laterale a suo favore, ma il direttore di gara, il signor Costa di Roma 2, giustamente ha assegnato la rimessa per l'Igos Futsal. Ancora una palla in mezzo dove Cittaui arriva a battezzarla ma non alle spalle di Bianchi. Che occasione qui, non perfetto in fase difensiva il capitano Ayub che ora scarica per Senna. Occasione d'oro ancora per trovare il raddoppio in casa dell'Igos Futsal. Mufadal, Senna per De Chiara. De Chiara si va a vedere Leo Senna ma con la testa. Focosi fa buona guardia e regala soltanto un laterale alla squadra avversaria. 2 minuti e 2. Imbucata per Mufadal, Leo Senna ancora in mezzo, il pallone poi che arriva tra le mani di Patti che rilancia veloce per Cittaui. Bianca capisce tutto, scarica subito avanti per Leo Senna. Ancora una grande occasione per il Giorgione per trovare il pari. Giorgione che ci prova ancora comunque. Mufadal si accentra, viene fermato con il fallo. Forse, e qui le proteste di Alemão, aveva toccato prima il pallone Cittaui. Intanto rivediamo l'azione precedente con il Giorgione che è andato vicino al punto del pari, mentre in questo momento Alemão a 1:43 chiama il suo minuto di sospensione, un time out per andare a giocare questa punizione con il Giorgione che deve assolutamente alzare il ritmo per riprendersi almeno quantomeno il pareggio. Una Igos Futsal che comunque sta legittimando in maniera positiva il suo vantaggio. Ha avuto un altro paio di occasioni importanti
che non ha saputo finalizzare in rete. Intanto andiamo a vedere anche una sbirciatina ai risultati degli altri campi, dove l'unico finale è quello tra Atesina e Jesolo, con l'Atesina vittoriosa 8-3 sulla matricola veneziana, un'Atesina che sale a quota 21 punti in classifica, al pari del Marco Polo che deve ancora giocare. Sta invece vincendo il Bissola 6-1 a Lignano, sta vincendo anche il Belluno 1-0 a Verona, e appunto l'altra partita, la terza, è quella tra Igor Futsal e Team Giorgione, con gli ospiti friuliani in vantaggio alla Belbotte Arena. 4 falli, la rincorsa di Tilale Liub che lascia spazio, palla ancora per Tilale Liub, il tiro, la risposta, e poi ancora Patti, strepitoso Patti, un doppio intervento che andiamo a rivedere, che paratone, qui primo intervento, poi a tu per tu con Naim Mufadal, dice di no anche al 3 bianco-rosso, super Patti che si vuole prendere lo scelto di MVP, ma attenzione a Tilale Liub, e ancora Patti che devia quanto basta per evitare di capitolare. Assoluto protagonista in questi secondi il numero 23 friulano Andrea Patti, un triplo intervento da paura. E ancora Igor Futsal con Focosi che smorza dietro il pallone che arriva dalle parti di Bianchi. Ayub si arrabbia con il suo portiere per un passaggio non dei migliori. Tanto Leo Senna si riprende il pallone per la rimessa laterale tra le mani di Patti, proprio al limite dell'area, arpiona il pallone con una sbirciatina subito alla Riga Nera che viene superata dalla sfera in questo momento da Focosi, laterale 1-10 da giocare, con il Giorgione fino a un certo punto sfortunato, perché va dato atto e merito alla bravura di Patti per 3 interventi nel giro di 10 secondi davvero strabilianti. Tilale Ayub dietro per De Chiara, meno di un minuto, 50 secondi alla gong del primo tempo. Giro palla del Giorgione, ma difende molto alta la linea difensiva dell'Igos Futsal. Naim Mufadal, il tiro di Leo Senna in corsa, non c'è deviazione, palla fuori. Intanto rientra Citaui per questo finale di match, con Gasic che torna a rifiatare in panca. 41 ancora i secondi a giocare in questa prima frazione di gioco, con il direttore di gara che inizia a contare. Patti poi non è preciso De Chiara nel cercare di far uscire il pallone dalla propria metà campo, concede un laterale che poteva tramontarsi una ripartenza pericolosa. Tiro intanto fermato con il fallo da Naim Mufadal, che si prende anche il cartellino giallo. Una trattenuta vistosa, almeno per il replay visto, con Naim Mufadal che deve allentare le sue proteste dopo il cartellino giallo. Assieme a Stefani sono i 2 giocatori finiti sul taccuino dei cattivi dei 2 arbitri, signori Crolla di Roma 1 e Costa di Roma 2, con il crono fermato dal vicentino Ignazio Crescenti. Alemao cercare l'imbucata per Focosi, la palla sfida sotto il corpo anche del numero 9 friulano, e allora De Chiara, una rimessa laterale, farà ripartire il gioco dalla parte opposta subito per Bianchi, spazio per avanzare quello di Bianchi che scarica per tirare Ayub, l'imbucata per De Chiara, De Chiara a cercare il secondo palo, ma il pallone però era uscito oltre la linea nera. Si arrabbia Gianluca De Chiara, ma la decisione, almeno vista da qui in real, sembrava quella corretta. Laterale già battuto per Citaui, con Leo Senna che si prende il pallone. Leo Senna fermato, lì forse si poteva scaricare su Mufadal. De Chiara, ancora De Chiara, bravo De Chiara con Mufadal fermato, c'è salva di gambe, un po' di confusione. Leo Senna in mezzo per Naim Mufadal, attimi di confusione, di tensione, non trova però il pari il Giorgione in questo finale di tempo. 5 secondi, esce claudicante Citaui. Patti lungo verso il numero 77 Striglio, mentre arriva la sirena che manda
al riposo le due squadre con Ligos Futsal avanti 1-0. Fin qui la decide il nono sigillo stagionale di Amor Cittauri. Stefano Testoni con Futsal TV, qui l'appuntamento fra una decina di minuti per la ripresa.
Sono tornate in campo le squadre dopo il riposo tra il primo e quello che tra poco assisteremo secondo tempo. Se la prende con calma Patti, riprende posizione in porta. Patti, grande protagonista con le sue parate, ha tenuto salvo più volte il vantaggio. Striminzito dell'Igos Futsal avanti 1-0 con il sigillo di Citao. Intanto arrivano anche gli ultimi componenti della panchina friulana con il signor Crolla di Roma 1 che dà il via a questi secondi 20 minuti. Il Giorgione sotto ha avuto però le occasioni, vuoi per Patti, vuoi anche per una scarsa efficacia sotto porta, non ha saputo tramutare in rete le palle gol create e si trova dunque a rincorrere una partita che non può assolutamente sbagliare. Sta vincendo la capolista Bissuola in modo largo a Lignano. Prima partita comunque dell'anno che regala sempre qualche incognita, specie per una squadra che ha 3 novità. Bonne lo avevamo già conosciuto prima della fine del 2025, quest'oggi abbiamo visto all'opera per la prima volta Roberto Rosca ed Alberto Celona. Mister Alemao che deve fare anche i conti con l'assenza di Bastini, non al meglio per un problema muscolare. Dai pali però il giovane Alessandro Rossi, classe 2006, protagonista, terzo anno per lui in maglia Giorgione con la formazione dell'Under 19. Ha fin qui giocato un'ottima partita. L'unico neo purtroppo della sua sfida è il gol sotto le gambe che vale proprio l'1-0 firmato da Citaui a metà del primo tempo circa. Alemao intanto per Turo, l'imbucata per Focosi, Focosi si gira, Focosi che ha preso una traversa, è diventato bravo, ne parlavamo insomma delle doti di Bianchi, bravo ad allungare il piedone, concede solo il corner sulla conclusione dell'esperto Alemao, punto di forza e rinforzo dei friulani nel mercato invernale. Turolo dichiara la ripartenza veloce da sfruttare, dichiara per Alemao, per il gol del pareggio di Leo Senna che trova la giusta traiettoria dopo 53 secondi. Leo Senna, un mancino perfetto che non dà scampo a Patti. Andiamo a rivederlo. Gran giocata di Senna, non preciso qui Patti che non ha coperto tutto il suo palo, tutto da rifare. Allora dunque con il Giorgione subito entrato in campo in modo deciso a trovare il pari. Tanto Turolo fuori dal campo rimane con le mani sul viso. Tilal Ayub aspetta che il direttore di gara gli dia l'ok per riprendere il gioco. Si sono scontrati i due capitani, non c'è la volontarietà assolutamente da parte di Tilal Ayub che batte dietro per De Chiara, autore dell'assist proprio per Leo Senna. Muffadal, Leo Senna ancora, ha speso moltissimo il 19 biancorosso nel finale di primo tempo, anche un po' stanco, qualche scelta non delle migliori, ma l'esperienza e il talento dell'esperto vice capitano biancorosso ha portato al gran gol del pari. La giocata avanti per Naim Muffadal che lotta, si prende comunque un fallo laterale sul tocco tra le sue gambe di Nils Turolo, laterale per Leo Senna che chiama lo schema rosso. Dietro per De Chiara, la puntata che sbatte su Alemao, ancora De Chiara, poi prolunga direttamente tra le mani di Patti che bisticcia un po' con il pallone ma lo arpiona comodo, poi rilancia per Nisturolo, bravo De Chiara a spizzarlo con il piede sinistro, non lo trattiene però in campo e allora senza tanta fretta Gasic avanza e batte questo laterale intercettato da Muffadal e ancora la risposta di Patti, ma è ancora lì il Giorgione. Muffadal ancora lo scambio per Leo Senna, poi arriva Muffadal al tiro.
c'è tutta la squadra messa in corner e l'arbitro aveva assegnato una rimessa dal fondo. Per fortuna che la squadra avversaria non se n'è accorta, perché il direttore di gara, il signor Crolla, aveva fischiato una rimessa dal fondo sul corner. Intanto è arrivata la deviazione. Già la dietro De Chiara per Tilal Ayoub, lo scambio per Mufaddal si accentra Mufaddal a girare, il raddoppio del Giorgione, si prende la squadra sulle spalle, Naim Mufaddal macina metri, taglia il campo e poi spara il destro preciso, 2 minuti e 1 secondo, gonfia le guance Naim Mufaddal per un 2-1 che merita il 5 da parte di tutta la panchina. L'abbiamo rivisto anche con replay, intanto incespica dietro per Bianchi che spara fuori, Alemao, giro palla per Misturolo, il capitano dell'Eagles Futsal. Puntare De Chiara, si accentra il tiro, la risposta ancora di Bianchi, poi spara lontana Leo Senna direttamente nelle parti di Patti, ha già giocato poi Alemao per Turolo, l'imbucata per Focosi sul fondo, c'è però l'opposizione di Leo Senna. Rivediamo intanto qui la parata precedente di Bianchi. Citaui va via, mette in mezzo un pallone, bravo Bianchi a prenderselo, a giocare per Leo Senna che si rialza in piedi, scarica lungo verso Tilal Ayoub, poi Focosi ha troppa fretta di accelerare l'azione, concede il pallone ad un Giorgione che in questo avvio di ripresa ha firmato il pari e il sorpasso sulla formazione friulana che aveva condotto per larga parte, quantomeno per il risultato, il primo tempo. Intanto il contropiede con Tilal Ayoub che si riprende, non c'è, è involontario, non pretendiamo che fosse fatto apposta il retropassaggio di Tilal Ayoub, e allora la rimessa laterale sull'ultimo tocco di Citaui e di Leo Senna che scodella dentro per Celona, mette giù il pallone Alberto Celona che hanno in causa De Chiara, si riparte da dietro con il team Giorgione. De Chiara, il movimento per Leo Senna che va a cercare di chiudere il terreno della parte opposta. De Chiara sembrava avesse tenuto in campo il pallone, così non è stato, e poi corsa veloce per prendere il posto in panchina e lasciare spazio al rientrante Nicolas Stefani, che deve fare attenzione, è uno degli ammoniti di questa sfida in casa Giorgione. Assieme a mi pare Mufaddal, della parte opposta è stato ammonito proprio Focosi, che è andato a calciare, trovando però le posizioni di Nicolas il birraio Stefani. Calcio d'angolo, 16-11 da giocare, un avvio di ripresa davvero importante per il Giorgione, direi perfetto. Attenzione però alla risposta con Focosi, Turolo, il tiro ancora ribattuto, il pallone si impenna, Senna con la testa rinviene lontano, poi Stefani una rovesciata a maldestra, alza con la sfera che va a sbattere nella parte alta della Belbotea Arena, e Citaui pronto a rimettere in gioco per Turolo che supera Celona, la giocata per Citaui, il pallone però gli sbatte sull'attacco. Dunque rimessa ora per il Giorgione con Leo Senna che vuole il movimento di compagni, scarica dentro per Celona, va via Celona, c'è il tocco di mano però, anzi no, una spinta forse di Celona. Primo fallo della ripresa, una sfida comunque fin qui correttissima, un paio di gialli giusti ma non per episodi cattivi. Stefani per la rimessa laterale, non c'è stato il tocco di Turolo, è già partito però l'Eagles Futsal con Citaui che non riesce ad addomesticare il pallone con un attacco morbido verso il suo capitano, e allora concede una nuova rimessa laterale nella propria metà campo, già battuta da Bon per il Giorgione. Senna lungo dove viene fuori Patti che scodella sul pallone, poi Celona con il corpo si mette davanti a Focosi, andiamo a rivederlo. Un fallo su cui in molti frangenti non abbiamo visto fischi, ma il direttore di gara aveva appostato, ha probabilmente ravvisato
contatto cattivo, Celona, il tiro telefonato tra le mani di Patti, riparte già dalla parte opposta Focosi, il pallone però è uscito, ha atteso troppo, rivediamo intanto qui il tentativo precedente con la punta mancina di Celona, intanto rientra Striglio per la formazione di Mister Barile con Bon che avanza e lo scambio per Leo Senna, un sinistro in corsa fuori di poco, brividi per Patti, rivediamo quella bella azione a smarcarsi di Leo Senna che poi scarica mezzo metro a lato del palo della porta di difesa da Patti, colpito 2 volte in questo avvio di secondo tempo dopo un super specialmente finale di primo tempo con 3 parate in pochi secondi. Focosi si accentra, Focosi chiude troppo l'angolo, ma c'è deviazione, dunque sarà corner. Vediamo se rivediamo forse un tocco di Stefani o Leo Senna. Fatto sta che il signor Crolla ha decretato che il pallone sia stato toccato per ultimo da un giocatore biancorosso. Corner Eagles Futsal, alle mani in mezzo per Striglio, marcava male qui Bonne, lo stava marcando alle spalle. Bravo Striglio a farsi trovare pronto sotto porta, non però indirizzare il pallone alle spalle di Bianchi, con il Giorgione che riparte avanti, bravo Celona, ma l'ha toccata, no beh, vorrei rivederla questa, ma sembrava in live che fosse stato il tocco proprio di Alemao, proprio davanti agli occhi del direttore di gara. Sorride Celona, vengono invitati a stare calmi. E come dice il detto, San Piero dice il vero, l'errore di Alemao sulla ripartenza. Sembrava proprio un tocco di Alemao, che probabilmente mi sono anche sognato, colpa della miopia, chissà. Leo Senna, lungo, la testa, Patti, esce bene e respinge il pericolo, sventando la minaccia che Celona gli stava portando lì a pochi passi dalla propria porta. Leo Senna, Stefani, prolunga per Celona, l'imbucata per Stefani e ancora la risposta di Patti, resta lì il Giorgione, Stefani si gira, c'è ancora il no di Patti che mette in corner, colpito, vediamo dove è, un corner comunque. Problemini per Patti che viene aiutato da Bon a rialzarsi, non c'è però, viene detto di aspettare allo staff medico dell'Eagles Futsal il signor Costa di Roma 2. Si va a sincerare delle condizioni di Patti, gran parata su Stefani. Ha fretta di prendere l'aereo il signor Costa. Citaui veloce, Citaui per Stefani, super intervento difensivo che vale quanto un gol, quello di Stefani. Corre veloce a mettere il suo corpo tra l'avversario e il pallone, qui bravo Celona a recuperare, Leo Senna a prendersi il fallo laterale, rosso, fallo laterale, anzi no, è bianco, chiede scusa il direttore di gara, bravo qui Leo Senna a dire di aver toccato per ultimo il pallone, palla che finisce tra le mani di Bianchi, che muove subito per Leo Senna, 13:47 ancora da giocare, Leo Senna ancora addosso al corpo di Patti, resta in possesso l'Eagles Futsal con Celona che carambola di peso sul numero 77 Striglio, rivediamolo, una spinta, fallo giusto, attenzione perché è il terzo fallo, deve fare molta attenzione il Giorgione, qui intanto Tilal Ayub con Bianchi che spara lontano, palla che Striglio fa sfilare tra le mani di Patti che rilancia lungo ancora avanti per Germana con il corpo, Stefani dice di no, Tilal Ayub per Bon mette il pallone sul destro, poi arriva Stefani a calciare di potenza, tiro rasoterra forte, il destro di Stefani ma non preciso, non trova lo specchio della porta, esce abbondantemente a lato, mentre intanto fa il suo esordio quest'oggi per l'Eagles Futsal il numero 8 Mattia Fabbro, primi scampoli di gara per il numero 8 friulano, non impegnato nel primo tempo da Mister Barile, primo pallone da toccare di Fabbro,
non è preciso nel mantenere il possesso per i suoi, fa con Barile lì in piedi vicino a Focosi, lo vedete pronto a rientrare in campo. Stefani intanto dietro per Bianchi, la parte opposta invece De Chiara pronto a togliersi la pettorina per riprendere il gioco. Qui Patti vede Bianchi fuori dai pali, si inventa un tiro che però abbondantemente finisce alle spalle del numero 1 biancorosso. Stefani, il tocco di Germana, la deviazione di Germana, secondo il direttore di gara, arretra De Chiara sul punto di battuta che gli viene ordinato dal direttore di gara, torna a essere in possesso De Chiara sul servizio di Stefani, prolunga, cerca di prolungare per tirare Ayub, Stefani gira lato per Bon, scambio con Attilal Ayub che si prende lo spazio per calciare, salve invece De Chiara ottimo per Bon, il tiro, il tris del Giorgione con il gol del numero 8 Filippo Bon, 12:23 da giocare, prende il largo con un più 2 importante. Filippo Bon, lo rivediamo, gran giocata di De Chiara a liberare Bon che va a colpire sul suo palo Patti che chiede di aspettare prima di riprendere il gioco, un problemino, forse ha fatto segno un problemino all'inguine per lui, che dialoga con il signor Crolla di Roma 1, resta comunque tra i pali Patti, peccato per lui, grandissima prestazione quella del portierone dell'Igos Fuzza, che intanto De Chiara tocca il pallone in calcio d'angolo, chiama schema linea Nils Turolo, Fabro proprio per Turolo che scarica il pallone che arriva al bar della Belbotte Arena, viene rimesso in campo da un giocatore dell'Under. Ancora Turolo, questa volta non è preciso il sinistro di Turolo, capitano dei friulani, che a lungo ha cullato il sogno di strappare i 3 punti dalla Belbotte Arena, 3 punti perché però in questo momento stanno prendendo la strada proprio di Giorgione. Fabro lungo direttamente alle spalle di Bianchi che raccoglie il pallone, lo vedete là sulla sinistra, lo gioca facile, no, ho perso la distinta, mi si è infilata proprio là sotto, la distinta è andata a farsi benedire, che peccato, l'ho combinata grossa, no ma ho persa Michele, vai tranquillo, per fortuna che qualche nome me lo ricordo ancora, Attilal Ayub, la finta, il capitano Attilal Ayub ad incrociare, Striglio ci mette il piede, l'alza sopra la traversa. No, ah, ok, ma se servono a Vincenzo? Ah ok, perfetto. Mi si è proprio infilata là sotto. Attenzione, Stefani! Nicolas! Stefani! Di prepotenza, me lo conosce sicuramente, il quarto gol di Nicolas, il birraio Stefani, che sorseggia la birra, il 4-1 del Giorgione. Se ne parlava in settimana, se sabato segni devi farmi vedere che bevi la birra, e mi ha fatto vedere che la birra la sa anche bere oltre a spinare perfettamente. 4-1 Team Giorgione con mister Barile che corre ai ripari e chiama il time out per la sua squadra. Il buon Vincenzo, se vuoi scrivere anche il 4-1 di Stefani, mi è sfilata giù la distinta, porca paletta. Pig Shovel, Pig maialino Shovel. Intanto leggiamo che i risultati con il Bissuola che ha stravinto a Lignano per 8-2, in precedenza avevamo già dato segnale della vittoria per 8-3 della Fuzzata Tesina. Sta vincendo ora il Verona in casa del Belluno. Andiamo a vedere poi appunto che il Team Giorgione invece 4-1, risultati live da tutto campo. Alle 18 la sfida tra
Fuzza Marcopolio e Rai Bimerano, e poi Trento contro Simek Giorgione 18:30. È distinta proprio lì sì, proprio lì dentro, forse da lì fianco. Ah, non importa, dai, non importa. Tanto le cazzate le so sparare anche senza foglio. 11:28 da giocare. Una partita che sembrava stregata per gli uomini di mister Alemao, che invece con un secondo tempo importante ha preso poi anche il largo. 4-1 Team Giorgione dopo il time out di Igor Futsal, Striglio a provare a dare la scossa, palla lunga dentro per Focosi. Focosi si gira, l'ex McCann viene però fermato, può ripartire Bon, anche lui in gol questo pomeriggio. Giro palla De Chiara, Bilal Ayub prolunga sul triangolo di Stefani, il capitano Ayub gli dice di stare calmo, giocare con pazienza. Striglio, Alemao, ancora Igor Futsal, all'apertura l'ho fermato con esperienza dal capitano Ayub. Bon, De Chiara può spaccare in contropiede ora il team Giorgione. Bon va sul fondo, un pallone dentro per Patti che non esce oltre la linea nera della sua area, recupera ancora il Giorgione, ancora con Bon che cerca il servizio dentro per la corrente Ayub. C'è una deviazione in calcio d'angolo, vuole dire rimanere in attacco il Giorgione, un Giorgione che fa del suo attacco appunto una delle armi migliori. Lo sta dimostrando quest'oggi, dopo un primo tempo a reti bianche per la formazione di Alemao, sono arrivati 4 gol in ripresa. Bianchi, lungo Bianchi, costringe Patti alla respinta. Non c'era stata deviazione di Patti, ma non protestano i giocatori, allora è uscito di pochissimo il tiro di Bianchi. Pressione ancora alta quella del Giorgione con De Chiara che spizza dietro per Bianchi vicino al centro personale. Poco fa che sostituisce un direttore di gara e un portiere che Andrea Bastini, che qualche gol lo ha già segnato nelle 2 stagioni qui in Forza Giorgione con tanto di assist. Tocco fuori del numero 10 Filippo Costantini, anche per lui esordio quest'oggi dopo il time out di mister Barile, con Eagles Futsal che sta cercando quantomeno di riprendere la partita. Va via De Generi, esce Patti che spara di potenza fuori, laterale comunque per De Generi. Team Giorgione, rientra Mufadal, De Generi dietro per Senna, lo scambio ancora con l'11 biancorosso. Sen chiama in causa anche Bianchi che lungo va verso Mufadal, esce bene Patti, si fa sfilare il pallone Costantini, lo recupera ancora Senna, lo scambio ravvicinato con De Generi. De Generi si accentra a calciare De Generi, poi Patti smanaccia fuori. De Generi vuole trovare il gol, l'ex giocatore di Montecchio, compagnia e varie squadre, insomma. Mufadal, Leo Senna spara ancora addosso a Costantini, ancora laterale per la squadra di casa che vuole rimanere lì in zona offensiva. Mufadal per Leo Senna, la puntata in corsa sullo scambio pivot di Naim Mufadal che esce di poco. Striglio intanto, pressione di Mufadal che costringe il 77 friulano a scaricare in fallo laterale, un laterale che sarà battuto da De Chiara. Pronto Citao intanto a rientrare nel quartetto di movimento di mister Barile, che ancora chissà se sta pensando anche all'utilizzo del portiere di movimento, nonostante il passivo sia abbastanza pesante. Penalti di imbucata non a buon fine, palla tra le mani di Patti, scambio con Alemao, Costantini aspetta Focosi, Costantini va sulla destra, scarica il tiro, lo fa buona guardia Bianchi, ancora possesso per la formazione di Barile con Focosi che vuole accentrarsi. Focosi viene braccato da Mufadal, Focosi spalla la porta, poi lo spazio per girarsi, non gli dà tregua a Mufadal, qui bravo a chiudere lo specchio di un possibile tiro il 3 biancorosso che poi si accascia a terra
problemino, mi sembra che si sia toccato la coscia, anche per far rifiatare i compagni di squadra. Si rialza Mufadal che rimane in campo, torna fuori Costantini, ecco che entra il capitano, cioè il capitano Turolo e anche Fabro, portiere di movimento. Intanto Chitawi lascia spazio a Germana, corner per l'Eagles Futsal, anzi rimessa laterale, già battuta dietro. Non ho capito cosa sia successo, ma ero perso, stavo vedendo chi stava per entrare. Attenzione che prova la carta dell'uomo in più, la formazione di mister Barile. Vuole cercare di incrociare le distanze, palla per Focosi che ha lo spazio per calciare, tira alto, ma c'è comunque una deviazione, dunque corner, rivediamo. L'ultimo a toccare mi pare sia stato Nicolò Perozzo, sì, la maglia numero 5, è entrato anche lui da poco in campo, il classe 2006, stesso anno di nascita di Bianchi. Fabro, giro palla, Turolo, bravo qui Bianchi, la porta libera, Leo Senna è preciso da casa sua, la cinquina la mette a segno il numero 19, Leo Senna. 8 minuti e 2 secondi da giocare, prende davvero il largo ora la formazione di mister Alemao, con Stefani che rientra in campo al posto di De Chiara, con la suola sposta il pallone, lo accomoda sul mancino che fa partire una traiettoria perfetta che va a gonfiare la porta lasciata sguarnita con Fabro. Ora dentro come portiere di movimento, il pallone resta lì, forse tocca anche il palo. Bianchi lungo per De Generi elude l'intervento avversario, non controlla però la sfera. Intanto c'è da sistemare forse la porta, no, la porta è tutto ok, dunque si potrà ripartire con Patti che si riprende lo spazio in campo. Focosi, Alemao, rientra intanto Fabro. Fabro sul fondo, pallone in mezzo, Chitawi, De Generi non trova la porta, alza la pressione ancora il Giorgione con De Generi e Perozzo avanti, Alemao qui, De Generi tocca il pallone, sarà una rimessa a 7:23 ancora da giocare in questo secondo tempo per il per l'Eagles Futsal. Alemao sul fondo, Costantini fermato, pallone vivo, Stefani rilancia, ma c'è Alemao che se lo riprende all'altezza del centro di centrocampo, l'esperto numero 12 dei friulani, poi l'errore di Turolo, rientra a Patti al posto di Fabro, passaggio errato che fa innervosire anche Alemao, sotto di 5 gol, quando mancano 7 giri di lancetta. Alla scodellata per De Generi verso Perozzo, altruista qui De Generi, bravo Turolo a bloccare Perozzo che era lì in mezzo, da ripetere il corner, sarà la rimessa dal fondo, non è stato preciso, probabilmente il pallone in movimento, quello è scagliato dentro da De Generi. Focosi cerca di prolungare per il numero 20 Germana, c'è la posizione mi pare di Stefani, rientra intanto Fabro in campo come portiere di movimento. Alemao proprio per Fabro, Chitawi sul fondo, Alemao ancora, deve però fare in fretta l'Eagles Futsal, sotto di 4 gol precisi quelli del Giorgione in questo secondo tempo, che sta portando in dote ancora gol. Qui intanto non arriva il battesimo sotto porta Germana sul passaggio verso il secondo palo di Chitawi. Leo Senna pretende forse troppo, riparte veloce, Chitawi, rimessa battuta per Focosi, è rientrato intanto ancora Fabro, intanto sta per passare un ulteriore minuto senza che l'Eagles Futsal abbia trovato il gol per riaprire, se così possiamo dire, una sfida che ora è ad appannaggio certo del Giorgione. Eccolo qua che arriva il gol
lo aveva sbagliato prima Germana, questa volta il 20 del Ligas Futsal trova l'assist per Chitawi, che quantomeno andrà a casa con una doppietta. Mancano 6 minuti esatti, Giorgione avanti 5-2, un Giorgione che però cercherà ancora di offendere De Generi, a testa bassa, avanza, recupera Stefani, Leo Senna per De Generi verso Leo Senna che trova il gol, che rimette sul +4 la sua squadra, l'abbraccio con De Generi, abituato a segnare, ma qui bravo a firmare l'assist per Leo Senna. Tripletta, se non sbaglio, Vincenzo, tripletta di Leo Senna, giusto? Sì, tripletta di Leo Senna. Si porta a casa dunque il pallone, Leo Senna, gol importante giusto per rimettere al proprio posto un Ligas Futsal che comunque continua con la carta di movimento, proprio Fabro dietro per Alemao sulla pressione dei Pattavini, Alemao, Focosi, Alemao ancora, vuole l'imbucato ora sulla destra per Germana, ancora un tiro però c'è deviazione, dunque sarà corner per la squadra ospite con Chitawi che rimette in movimento il pallone scaricando dietro ad Alemao. 5:20 ancora da giocare. Focosi, Alemao, Fabro, Alemao, Focosi. Ottima la palla per Germana che non riesce a domesticare bene il pallone. Bianchi, porta vuota, Leo Senna, questa volta non è preciso il suo mancino, chiedo scusa a Stefani che era già riverso nella metà campo avversaria. Ha fatto comunque bene a provarci il vice capitano biancorosso che recupera il pallone smorzandolo di testa in avanti verso Tilal Ayub, il pallone però è uscito laterale allora con Focosi, mentre Patti esce dal campo, che rischio proprio sul quarto secondo, qui bravo Stefani a prendersi il pallone, laterale già battuto per il Ligas Futsal, esce bene, si fa vedere Fabro da solo, Stefani recupera il pallone, Leo Senna per il 7-2, tutto bianco-rosso, una gara ora completamente in discesa con il gol al debutto di Roberto Rosca. Il primo gol in maglia Team Giorgione per Roberto Rosca che si prende l'abbraccio e gli applausi di tutta la sua panchina. Perfetto, un sontuoso Leo Senna che nonostante, dicevamo, il pallone anzi non Chitawi aveva già superato il campo, nonostante il primo tempo sembrava abbastanza stanco, quasi stramato per il primo tempo, davvero dove aveva speso molto, nel secondo tempo una ripresa regale, quella del numero 19, 3 gol, un assist, quello di poco fa, insomma numeri importanti che al Fanta Futsal meriterebbero sicuramente il ruolo di MVP, un riconoscimento, seppur attenzione, ancora Chitawi, tris personale con l'aiuto della deviazione di Nicolas Stefani, -4 Ligas Futsal, 7-3, rivediamo, bravo Focosi per Chitawi, la deviazione di Stefani però va a dar fastidio a Bianchi per un pallone che non sarebbe mai entrato in porta, perdono. 7-3, 4-12, qui l'errore di Ayub, ancora Chitawi, bravo Stefani a dire di no, palla per Alemao, ha rischiato moltissimo, ottimo il taglio di Alemao, Chitawi per Germana, ancora Chitawi, fermato al limite dell'area, poi Stefani, Tilal Ayub, la porta è sguarnita, Tilal Ayub per Leo Senna, il pallone che resta lì, allora può ripartire Ligas Futsal con Chitawi aspetta l'aiuto dei compagni, è bravissimo qui però Tilal Ayub a dar fastidio, palla fuori, cosa aveva sbagliato il team Giorgione, non ne ha saputo approfittare la formazione di Barile, rilancio lungo intanto con la testa Patti, tocca in corner, è corner, l'ultimo a toccare è stato il portiere della formazione friulana.
inizia già a contare il direttore di gara. Il gioco è effettivo e hanno fretta di andare a casa. Intanto grazie al coordinamento della regia di Andrea Di Giambattista, che mi fa notare che è entrato in campo Sebastian Cecchin, che poi rilancia di poco alto. Volevano un fallo, si è accorto il cronometrista, forse al posto di pensare a tornare a casa prima dovrebbero stare un po' più sul pezzo. Giustamente era un fallo di seconda, ci ha pensato il cronometrista a richiamare l'attenzione. Bravo il lavoro del cronometrista vicentino. Si prende anche i complimenti di Lorenzo Spicci, attento lui, lo Spicci che voleva un tocco avversario, forse a tenere in gioco il pallone, che non c'è stato. Fatto sta che Ligos Futsal può tornare in possesso, palla per Alemao sul fondo, Ayub si allunga il pallone, Ayub, ancora rimessa laterale per la squadra ospite con Focosi che rimette dentro per Alemao. Fabro, Alemao ancora, Focosi, Alemao, scorrono i secondi, tra poco entreremo negli ultimi 3 minuti di gioco con il Giorgione avanti 7-3, lo facciamo in questo momento. Fabro, Germana, Stefani tocca con il piede destro un pallone che esce. Ancora in possesso palla Ligos Futsal con Alemao che dà indicazioni ai compagni di squadra. Citawi dalla parte opposta, Fabro è libero ma Alemao dà indicazione ancora al pallone per Citawi. Non c'è movimento però di Focosi, ora riceve Fabri sul fondo per Germana, un pallone che sfila fuori dalla parte opposta del campo, non c'è alcuna deviazione e dunque cercherà di mantenere il possesso il più lungo possibile. La formazione di mister Alemao, quando mancano 2 minuti e 36, c'è Eussenna che apre per Cecchin, il tiro profondo per la testa di Muffadal con Patti che esce. Alemao poi tocca per ultimo il pallone, voleva la rimessa laterale a suo favore, ma giustamente il signor Costa di Roma 2 indica il punto di battuta ai ragazzi di Team Giorgione che non ci ha battuto il laterale. Stefani, Cecchin in buca per Stefani che ha lo spazio di avanzare, poi si allunga il pallone, non lo tiene vivo, deve fare attenzione subito a prendere le distanze. Ammonito nel primo tempo Stefani, non può commettere l'errore di prendersi un altro giallo. È andato Muffadal, va a prendersi il pallone, lo tiene vivo per i suoi. Muffadal per Leosenna, poker di Leosenna, 8-3, 2-0-5 ancora da giocare. Bravo Naim Muffadal che serve un assist comodo e poi esce dal campo per prendersi l'applauso di tutta la panchina e lasciare spazio a Justin De Generi che a 2 minuti dalla fine cercherà gloria anche lui per mettere il suo nome sul taccuino. Muffadal, il tiro di Muffadal, tiro potente, bravo qui Patti, e rivediamo ad alzare la mano e a dire presente con tanto di deviazione. Intanto rientra in campo anche Roberto Rosca, rientra anche Alberto Celona per questi finali di sfida con De Generi e De Chiara nel quartetto, per Cecchin tra i pali, subentrato alla buona prestazione di Alessandro Bianchi, il giovane classe 2006, che ha subito 3 gol da Citawi, 2 con la tattica per il movimento avversario. Proprio Citawi cerca di andare in velocità, fermato a De Generi, bravo a far carambolare il pallone sul 22 avversari. Intanto rientra anche Perozzo, lo vede De Generi che cerca di aprire dalla parte opposta, ma sia Perozzo che Rosca non avevano capito il movimento del compagno. Intanto torna dentro Fabro a 1,30 dalla fine come portiere di movimento. Possesso Alemao, sfila sulla destra Fabro, Alemao sopra linea di metacampo, avendo Focosi sul fondo per Citavi, ancora Focosi, però una mossa lenta, servirebbe molta velocità, cosa che Ligos Futsal non sa sfruttare in questo momento.
anche forze che stanno lentamente terminando dopo un 39 minuti importanti, con la squadra di mister Barile che aveva cullato per tutto il primo tempo il sogno ma anche l'obiettivo di strappare i punti alla Belbottega Arena. Recupera intanto Celona, lo strappo di Celona per De Generi, si ferma De Generi, poi prova l'imbucata sul secondo palo, fermato da Alemao. Chitawi dalla parte opposta, Chitawi sul fondo, poi sbatte sul muro, Chitawi con la schiena, si rialza prontamente, 45 ancora di secondi di gioco. De Generi per Celona si accentra, la puntata dietro per Perozzo che fa girare la palla verso Rosca, fa trascorrere i secondi la formazione di mister Alemao, palla lunga per De Generi sul mancino, il movimento in mezzo del compagno, fermato De Generi, non c'è corner, sarà rimessa al fondo con Patti che ha ancora 24 secondi a disposizione per giocare con il suo Eagles Futsal. Un rilancio lungo che Perozzo tocca in laterale anticipando il tentativo di possesso di Germana. Pronto per questo laterale, una delle ultime azioni di gioco, con Alemao che ferma il gioco, lo scambio per Chitawi, 14 secondi di gioco, 14 secondi di imbucata verso De Generi che invece si ferma a 4 secondi dalla fine per la Sirena, che regala altri 3 punti importanti alla formazione del team Giorgione. Celona non felice del tentativo di Chitawi di andare a segnare il gol sull'8-3, Alemao aveva fatto segno di fermarsi. 8-3 per il team Giorgione, che conferma il suo secondo posto a -6 dalla capolista Bissuola. Una vittoria costruita con un super secondo tempo, si era chiuso sull'1-0 dell'Eagles Futsal la prima frazione di gioco, sono arrivati ben 10 gol in un secondo tempo che non ha mancato di regalare emozione ai numerosi tifosi qui della Belbottega Arena. Gli arbitri fischiano per il saluto tra le due formazioni, con la locandina prontamente aggiornata dalla regia di Andrea Di Ciambattista. Team Giorgione 8, Eagles Futsal 3. Vi salutiamo, il vostro test vi dà appuntamento tra 2 settimane per la prossima sfida casalinga del Team Giorgione, grazie a Futsal Veneto TV e al lavoro grafiche, video e tutto quanto di Andrea Di Ciambattista. Astemio.